Valentina? Buonasera a tutti, do un bacio al maestro Coste. Ancora da casa, non possiamo buttare al vento tutto quanto di buono fatto nel girone di andata. Torneremo a vincere, faremo già domani sera, per sempre Forza Napoli. E ancora il nostro Filippo ci scrive: saluti a Lucariello, a uno di noi e un doppio augurio a Valentina per domani. Ci vediamo venerdì in trasmissione, baci. Angelo della Sanità, voglio complimentarmi con Luca Sepe per le parole espresse nei confronti di Marco Marfè. Non è facile ammettere pubblicamente quanto un neomelodico abbia fatto fare una figuraccia a tutta Napoli. Per fortuna non tutti sono così e della buona musica è ancora possibile ascoltarla in questo campo. Quando mi invitate... Vaga pazzo per la Vezzi, ma che grande giocatore che la Vezzi. E non voglio essere volgare ma mattizza, quando mena quel pallone nella rezza. Vaga pazzo, pigliami la telecamera, vaga pazzo per la Vezzi. Siamo Valentina. Valentina, pensi che si saranno scatenati? Sì, allora Franco da Vicenza ci scrive: anche fra i neomelodici ci sono delle belle voci che meritano, Ecco, anche se il vero cantante napoletano è solo Nino D'Angelo. Marianna da Lago Patria, l'unico grande cantante a Napoli che non ha avuto il successo che meritava in tutta Italia è Franco Rizzardi, sempre Forza Napoli. Ancora Fabrizio di Posilipo domanda a Gianfranco Lucariello: domani finalmente gioca Datolo, tu l'hai visto in allenamento, che ne pensi? Grande uno di noi. E ancora, sono un ragazzo di 20 anni. Viva Bruni, Mario, Abate, Trevi, Mero, Lamuro, loro sapevano esprimere la napoletanità che adesso non è più viva. I veri partenopei, cuore e passione. E ancora Angelo della Sanità scrive: mi dispiace assillarvi ma è una trasmissione interessante. Secondo il mio parere oggi è difficile parlare di arte all'interno del neomelodico e quasi voler essere blasfemi. Questa musica è orecchiabile ma non altro, però ci sono anche cantanti come Luca Sepe, Salvatore Filangieri, che sono delle icone che salvano l'immagine di una Napoli ormai stravolta da ragazzi tutti uguali, Anche se che cantano le stesse cose. Sentiamo Valentina, le ultime. Allora, sono Luca da Napoli, volevo solo dire a Luca che è veramente un grande artista e deve fare qualche disco in più. Ciao, io ti chiamo pure alla radio spesso. E ancora Pasquale dal Vomero, buonasera a tutti, ma il Napoli riuscirà almeno a fare la Coppa UEFA e acquisterà un giocatore di valore a giugno per continuare? E ancora Carlo da Bagnoli, l'unica voce promettente a livello nazionale è Emiliana Cantone. E infine, per favore, fate cantare a Luca la canzone di Nino D'Angelo che stasera. Ecco, noi